Alberghi quasi vuoti, piste senza neve, temperature primaverili e siccità che non permettono di innevare artificialmente. L'avvio del 2012 per il turismo bellunese è drammatico. Si conta il 40% in meno dei passaggi sulle piste da sci, sugli stessi valori i dati delle presenze negli alberghi. L'appello, lanciato dal bellunese dalla montagna a Venezia, sta lentamente raccogliendo consensi, ma serve intervenire rapidamente. In attesa di una legge sostanziosa per la montagna, ecco i primi piccoli interventi. Il cicloescursionismo è la possibilità di utilizzare impianti di risalita anche d'estate, e non solo d'inverno per gli sci, per far scendere le biciclette, le mountain bike lungo i percorsi delle piste da sci e poi ritornare su con gli impianti di risalita. I costi degli impianti verranno così ammortizzati lungo tutti i 12 mesi dell'anno e non solamente nella stagione invernale. Un intervento semplice ed economico, appena 150.000 euro, che potrebbe nascere già entro poche settimane. Tutto è già pronto, bastano piccoli interventi di cartellonistica e messa in sicurezza. Il cicloescursionismo sta ottenendo grande successo nelle regioni del nord e pure oltre confine, soprattutto nella vicina Austria. Le due ruote potrebbero così essere l'occasione di riscatto dopo una stagione tragica. Venezia sta capendo le difficoltà del bellunese, tanto che la proposta ha superato gli esami in tutte le commissioni, ottenendo l'unanimità dei voti dei consiglieri. Si può e si deve fare quindi e in fretta, ma senza dimenticare che la crisi non finirà oggi e bisogna preparare interventi anche per il prossimo futuro. Si torna così a ragionare sulle proposte degli artigiani bellunesi presentate nel libro bianco sulla montagna. L'importante è fare presto e cercare di, anche se non ci sono dei soldi, cercare di tagliare tutti quegli amminicoli burocratici che possono rendere più facile la vita di chi lavora in montagna, di chi vive in montagna, dei giovani, degli imprenditori, degli artigiani.